Tra il 2025 e il 2026 il PIL del Friuli Venezia Giulia subirà un saliscendi che va da un rallentamento dello 0,4 nell'anno in corso e un incremento dello 0,7% per il 2026. Lo rivela un'analisi di Confindustria Udine. Tanto per cambiare, questa fase di instabilità è dovuta all'insediamento del nuovo inquilino alla Casa Bianca. Donald Trump, con le sue politiche economiche, ha contribuito ad accrescere l'incertezza. Gli ormai celebri dazi potrebbero avere un impatto forte sugli investimenti e sulla fiducia di imprese e consumatori. Gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale della nostra regione. Notizie più positive e rassicuranti arrivano dai consumi delle famiglie che nel 2024 hanno registrato una moderata espansione grazie alla crescita dei redditi reali dei lavoratori e dal rientro dell'inflazione attestatasi intorno all'1% dai picchi raggiunti nel 2023 fino al 5,7%. I consumi, secondo le previsioni, dovrebbero avere un andamento diverso rispetto al PIL sia nel 25 più 0,7 che nel 26 più 0,8. Per quanto riguarda gli investimenti, nel quadriennio 2019-2023 si è registrata una variazione positiva del 27,3%, per l'anno in corso si prevede una stagnazione e poi nel 2026 una flessione dello 0,9%, dovuta al forte calo del settore edilizia residenziale, che solo in parte è stato coperto dalle opere pubbliche finanziate con il PNRR. Dati in chiaroscuro anche per l'occupazione, che nel 2024 ha continuato a rafforzarsi, ma nei 2 anni successivi subirà una decelerazione, rimanendo però sempre in territorio positivo, più 0,5 nel 2025, più 0,6 nel 2026, dopo l'1,5% nel 2024. Il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, rimane ottimista. Le prospettive economiche, sebbene inserite in un contesto globale in rapida trasformazione, ha dichiarato, offrono importanti segnali di resilienza e opportunità di sviluppo. La complessità dello scenario internazionale richiede una lettura attenta e aggiornata, ma rappresenta anche un banco di prova per la capacità di adattamento e reattività delle imprese.